Oggi ci troviamo all'Hotel della Poste, uno storico hotel della città di Cortina e che tra un anno vedrà la presenza delle Olimpiadi invernali. Ecco, cosa ci si aspetta per quel periodo, soprattutto dal punto di vista degli arrivi e cosa ne pensa un albergatore come lei? Le Olimpiadi sono un grande ritorno di immagine appunto per la località e chiaramente il mio albergo sarà coinvolto in prima linea in quanto in centro del paese, quindi avremo sicuramente il fully booked, tutte le camere diciamo occupate da personaggi che seguono le Olimpiadi e anche poi da lì ci sarà un ritorno appunto, un rilancio di Cortina per i prossimi anni. Ecco, cosa ci si aspetta appunto per gli anni dopo le Olimpiadi? Cioè, che pubblicità porta il Gioco Olimpico a Cortina? Le Olimpiadi saranno seguiti da miliardi di persone, chiaramente Milano Cortina comprende una città enorme come Milano e tutta la parte invernale reale della montagna ha il logo di Cortina, quindi per la località di Cortina è un ritorno pazzesco, verranno tantissimi a visitarci e a scoprire Cortina ma anche i dintorni che sono bellissimi, quindi sicuramente ci sarà un super lavoro e sarà una delle località più gettonate d'Italia. Per quanto riguarda invece il discorso del personale, verrà assunto del personale in più o quello che c'è basta per le Olimpiadi? Quello sicuramente ci saranno durante il momento olimpico delle richieste particolari di cene appunto dedicate e dei eventi, micro eventi all'interno del contesto olimpico, quindi bisogna farsi trovare preparati, quindi stiamo cercando nuove figure, nuovo personale. Quindi siete soddisfatti dell'arrivo dei Giochi Olimpici? Ci mancherebbe, siamo stati fra i primi promotori, anni e anni di attività intensa, è stata proprio un'attività di tutte diciamo, le categorie economiche di Cortina che hanno portato a questo ottimo risultato, quindi festeggiamo anche oggi un altro aspetto di una Cortina sportiva perché abbiamo vinto il 18° campionato di hockey proprio ieri sera, quindi siamo sempre sulla cresta dell'onda. Anche perché avete ancora in mente quanto è successo nelle Olimpiadi invernali del 56? Sì, dal 1956 Cortina d'Ampezzo è diventata una località internazionale, era conosciuta ma dopo è diventata quella che conosciamo ora, una località che viene vista fra le migliori del mondo, sia nel mondo invernale ma anche quello estivo, perché ricordiamoci che l'estate è veramente un periodo sempre più importante per noi.